Ragazzi, piazza presto, su. Sta cominciando. Questo va in mano a Mimmo di Caterino. Mimmo di Caterino. Cioè, ma che ci fai questa cosa in mano? Tempo lontano. Parlerà del progetto Santa Barbara, scritto dal professor Domenico Scarpino. Io più che professore dell'artista Mimmo di Caterino, perché in realtà noi siamo un gruppo di persone che ci conosciamo da oramai più di 15-12 anni. Santa Barbara è la santa dei minatori, dei vigili del fuoco, insomma di queste persone che lavorano come dire nel sommerso. La voglio spegnere, capito? Perché l'artista in qualità di minatore va a scavare queste preziosità, questi gioielli, questi minerali che appunto non sono poi che appunto queste opere d'arte sommerse. E se noi siamo tutti qui riuniti e riusciamo ad esprimere queste nostre idee che sono date comunque da un fattore artistico ma anche culturale, perché la cultura deve essere bene di tutti e tutti devono poter usufruire della cultura anche attraverso l'arte. Quindi ritengo che questa è reale partecipazione. Dove c'è reale partecipazione c'è espressione, le persone possono liberamente esprimersi, io credo che sia democrazia. Noi siamo abituati a pensare che l'arte sia comunicazione, l'arte è partecipazione, quindi ritengo che in questo modo si riesca a partecipare effettivamente con l'arte e per l'arte.